Bene, il progetto Difesa Personale è nato da un desiderio, in parte il desiderio di dare una risposta ai nostri studenti che da oltre 2 anni rimanevano fuori dagli spazi aperti, fuori dagli spazi in cui ci si potesse muovere. Nello stesso tempo questo progetto contemplava anche una metodologia particolare che desse sicurezza, consapevolezza, capacità di dominio di sé ai nostri studenti. Questo nel più ampio panorama della prevenzione del bullismo e soprattutto nell'integrazione, inclusione degli alunni disabili anche in questi contesti. Proprio su quest'ultimo punto, dopo i primi mesi di attività, abbiamo già riscontrato i primi successi, i primi consensi. Non è uno sport semplicemente così che possa privilegiare il cosiddetto normodotato, ma è uno sport per tutti. E in questa dimensione del tutti noi ci ritroviamo concordi con il maestro Aldo e con l'istruttrice Strano, a cui io passo la parola, prima all'istruttrice Strano, per le signore. Grazie. E poi al maestro. Grazie preside. Intanto grazie per averci ospitato ovviamente nella sua scuola. Diciamo che la finalità del progetto è quella appunto di prevenire certe situazioni spiacevoli che purtroppo oggigiorno siamo purtroppo costretti a scontrarci fuori sulle strade, e quindi, come già preannunciava prima il preside, cerchiamo di fornire ai ragazzi e dare ai ragazzi uno strumento per cui sentirsi anche più sicuri per affrontare eventuali pericoli e come evitare e uscire eventuali appunto attacchi da persone che purtroppo tendono ad aggredire ultimamente le nostre strade, anche nelle nostre amicizie, anche appunto rivolte a tutti, nella nostra società attuale. A questo giustamente noi diamo la nostra esperienza e ci mettiamo in gioco insieme ai ragazzi, cercando di fare appunto del nostro meglio. Passo la parola al maestro Aldo, che lui ha più esperienze nel settore da anni. Allora, grazie preside, grazie a tutti i professori che veramente c'è una collaborazione veramente squisita. Questa collaborazione speriamo che perché stiamo presentando tanti progetti in altri licei, speriamo che si muove anche qualcosa in altre scuole per, come diceva l'istruttrice Irene, per prevenire, per preparare questi ragazzi a non incappare in problematiche purtroppo spesse volte gravose. Questo qua. Noi rappresentiamo la nostra federazione che risiede a Lecce. Saluto il professore Ezio Manzone. Siamo una squadra abbastanza unita. Abbiamo ora finito un corso per quanto riguarda i vigili urbani 10 reali, abbiamo preparato 10 ragazzi e quindi il nostro chiaramente obiettivo è di propagare il nostro sistema di difesa anche per il discorso per i centri antiviolenza, per i disabili appunto come diceva il preside, giustamente perché fanno parte anche loro, una minima parte. Già abbiamo belle esperienze con qualcuno e quindi speriamo bene, speriamo che si apre veramente e speriamo di incontrare altri presidi come il preside Reciti, che veramente è una persona squisita, che ci ha aperto le porte e ha detto sì, facciamolo, è una cosa buona. Ora a ottobre chiaramente con il permesso del preside abbiamo intenzione di fare uno stage qua dentro per tutti i licei, Macireale, Catania, vediamo un po' chi riesce a partecipare e un po' svegliare un po' questo tema che è abbastanza gravoso e molto pericoloso.